Allora, il suo comportamento triangolo avvolgente materno femminile affettivo. Lei è stimolato dal cerchio. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo mi indica come io, quando parlo con lei, come dovrei comportarmi per convincerla. Non convincerla a fare delle cose che non corrispondono a lei, ma convincerla a fare le cose che corrispondono alla sua natura. Se io sono medico, viene da me e mi dice: che dolore hai? Che dolore hai? Male qui alla gamba. Adesso? No. Non hai dolore adesso? Ogni tanto. Ogni tanto, va bene. No, volevo... Comunque... Adesso sto bene. Ah no, in sti giorni ho avuto un po'... Di petto? Sì, Come mai? non lo so. Non lo sai. Nel libro del settimo senso, che non ho parlato oggi, il settimo senso è la nostra capacità da poter percepire l'informazione dell'altra persona senza chiedere nessuna domanda. Se voglio sapere da dove deriva queste sensazioni, vado a controllare. Nel 97 quanti anni avevi? Oh signore. Quando sei nata, perché ci sono calvi qui fanno calcolo subito, no? Nel 68. 68? Nata? Ecco, che anno ho detto io? 97. 97. 97. Avevo? 68, 98, 78? 29 anni. Sì. 29 anni, avevo un ragazzo? Sì? Ti sei separata? No. Come stava il rapporto con lui? Mi sono sposata. Con lui? Sì. C'è stata una tensione fra te e lui? Una tensione. Tensione nel Sì. rapporto. Perché? Su quale base? Su cosa è successo? No, Mi dava fastidio certe cose e hai chiesto se sì sposarlo o no? O non ti dava? Sì, no. Aveva il dubbio? Ma all'inizio sì. Sì. Aveva Anche sì. se sta lì assieme. Sì. Aveva il dubbio se sì o no. Comunque qui puoi parlare perché tutto rimane fra di noi. Allora, tensione in ambito familiare, in maniera affettiva, può provocare un blocco nel quarto chakra e provoca sensazioni di oppressione o di tensione nel petto. Però, qual è il fatto? Se sono medico e ha un problema, scusa, dammi la mano. Io do a lei una pastiglia. Prendi questa pastiglia e vedrai in pochissimo tempo ti sentirai benissimo. Io ho dato a lei placebo. Lei prende il placebo. Lei dopo poco tempo si sente benissimo. Sapete perché? Perché quando ho dato a lei la pastiglia ho fatto questo segno di cerchio. Il suo inconscio ha visto questo cerchio, si è aperto, ha ricevuto il messaggio e comincia ad agire secondo il messaggio entrato, come se avesse fatto a lei ipnosi. E va a dare il risultato positivo, il risultato voluto. Se per sbaglio, mentre sto parlando con lei, grazie. Se per sbaglio, mentre parlavo con lei, cioè, come medico, tante volte ce l'ho un oggetto in mano, una penna o qualcosa, dico guarda, prendi questa pastiglia e vedrai in pochissimo tempo ti sentirai benissimo. Però guarda, ho fatto così con questa asta, lei non è stimolata dall'asta, è stimolata dal cerchio. Il suo inconscio si chiude. Do a lei una pastiglia vera. Questa pastiglia crea un effetto collaterale. Comincia a soffrire di effetti collaterali della pastiglia, anche se è vera e doveva aiutare. Perché? Perché l'inconscio ha ricevuto che c'è qualcosa qui minacciante e non buono. Attenzione. E dà delle reazioni fisiche per contrastare questa pastiglia. Se avete, per esempio, guardate così una donna, cominciamo con una donna, poi andiamo con l'uomo. Una donna che ha uno stimolo cerchio,
volete invitarla al ristorante. Dice, andiamo al ristorante? C'è un ristorante, guarda. Senza tante storie, no? Senza tante storie. E poi magari dice, nel ristorante fanno delle pizze buone. Mentre se il suo stimolo asta, dice, guarda, conosco un ristorante che ha dei pesci, guarda. Allora possiamo capire che tutti il triangolo. Il triangolo, le persone che parlano così è così. Normalmente uno stimolato dal triangolo chi è uno debole. Cosa vuol dire? Cioè piace, uno stimolato dal triangolo significa che piace vedere gli altri che hanno bisogno di lui. Quindi se lei, supponiamo che lei è triangolo, lei non è triangolo, allora non posso parlare con lei e dare a lei consigli. Io devo essere quello che ha bisogno di lei. Lei deve dare l'aiuto. E io so che lei è stimolata dal cerchio, non do a lei ordini o do un tono un po' duro nel dire così. Cosa pensi se andiamo a fare quella cosa? Quindi sto chiedendo un consiglio e sto dando un consiglio. Dice, guarda, fai quella cosa perché sarà meglio. Il tono già do un ordine. No. Se lei è stimolata dal triangolo, cosa faccio? Non so, vedi tu, guarda. Allora lei è contenta. Allora, cosa succede? Che nel momento che abbiamo capito la sua chiave dell'inconscio, da questa chiave ricaviamo il suo temperamento. Ci sono 11 chiavi dell'inconscio e ci sono 9 temperamenti. Il suo temperamento è triangolo cerchio. Il temperamento non contiene sessualità. Togliamo il simbolo della sessualità e rimaniamo con triangolo cerchio. Questo è il numero 2 nell'Enneagramma, se conoscete l'Enneagramma. E questo è l'altruista. Chi è l'altruista? È una persona che piace aiutare gli altri in condizioni che riconoscono il suo sforzo e quello che hai fatto. Vero? Qual è il suo problema e quali sono i suoi conflitti? Che non riconoscono i suoi sforzi. Vero? Di conseguenza sappiamo già che tipo di conflitti aspettano a lei. E qual è il cambiamento che deve fare nel suo cammino evolutivo di questa vita? Esattamente fare senza aspettare che si riconoscono il suo sforzo. Una volta che hai fatto questo cambiamento, cominci ad amare senza condizioni. Amare senza condizioni. E questo cambiamento che le converte in una persona felice, perché finché ci sono delle aspettative non arrivano queste aspettative, c'è il conflitto per farla cambiare e per arrivare alla libertà. Lei non dipende di qualcun altro per essere felice, lei è quella che dà agli altri, è felice nel dare e non nell'aspettare di prendere. Il prendere è una probabilità dell'anima animale che vorrebbe prendere per se stesso. Il dare è la probabilità dell'anima umana derivante dalla luce che vorrebbe tornare alla luce. Quindi lei ha temperamento altruista, sappiamo che tipo di problema. Abbiamo detto che ci sono tre anime nell'uomo, anima umana, spirito guida e
anima animale. Abbiamo stabilito qui solamente l'anima animale, il codice dell'anima animale. Per stabilire il codice dell'anima umana e lo spirito guida, sul sito internet naderbutto.com potete entrare lì il codice umano, c'è un programma, un computer, mettete la vostra data di nascita, il vostro nome e il nome della mamma, ti esce fuori il codice dell'anima umana e il codice dello spirito guida. È gratis, gratis. Allora chiediamo a lei, l'informazione che abbiamo detto fino adesso, da 1 a 10, quanto corrispondi? 10. 10. Io non conosco lei, no? Non è che ci siamo messi d'accordo poi. No. No. Meglio saperlo. Non conosco lei, solamente guardando la sua faccia, il suo corpo, abbiamo ottenuto informazioni abbastanza precise della sua natura. E sappiamo cosa aspettare da lei e cosa non aspettare e come comportare con lei per renderla non solo felice, ma più produttiva. Se io sono un capo nel lavoro e so queste informazioni, so come farla lavorare, essere produttiva e essere contenta, felice di quello che sta facendo. Io sono felice e lei è felice, vero? Alleluia. Grazie. Grazie. Grazie, il libro funziona, eh? Diapositive, per favore. Allora, ci rendiamo conto che per sapere le caratteristiche di diverse costituzioni, allora, persone di caratteristiche fuoco, dal punto di vista fisico, hanno una pelle chiara, morbida, rossa calda, i capelli sono rossastri, biondi, gli occhi sono colore celesti, grigio, nocciola o chiari, il naso grandezza normale appuntito, i denti sono media grandezza, giallastri, leggermente canini, sporgenti. Questi sono di natura fuoco. Vedete il triangolo qui, vedete il colore rosso, gli occhi azzurri, la faccia un po' rosastra, no? La parte superiore più grande della parte inferiore. Aria, un tipo gracile, si stanca del lavoro facilmente, è molto preoccupato, ansioso, freddo, secco, vorrebbe sempre mangiare un po' più piccante per riscaldarsi di più, ha predilezione verso l'arte, soprattutto musica e danza, è impaziente, irrequieto, incostante, incoerente, lunatico, frettoloso e iperattivo. Certo non è nessuno, solo questo è aria. Spesso presenta malattie nervose, è sensibile al dolore e lamentoso. No? Siccome cambiano idea facilmente, a volte sembrano bugiardi. No? Quindi, perché dice, sì, guarda, facciamo questo. Poi il giorno dopo, no, dai, non lo facciamo. No. Questi sono di natura aria, guardate il naso aquilino e gli occhi sono infossati. Guardate i suoi denti, come sono storti. I denti storti dell'aria, che sono accavallati. Se dà un sorriso, lo vediamo subito. Acqua, il viso rotondo pieno, il collo corto pieno, il naso piccolo rotondo, sono come i neonati, no? Così rotonde e belle, i neonati infatti sono di natura acqua. La pelle oliosa, bianca, fraddi, quasi cera, i capelli sono castani, folti, luminosi, gli occhi sono grandi, sporgenti, colore marrone, azzurro, con una buona luminosità negli occhi. I denti sono allineati come quello del delfino, no? Hanno linea retta. E quindi i gengivi sono grandi, forti, secrezione buona di saliva, la bocca moderatamente, le labbra sono normali, piccoli. Le persone di natura acqua hanno la pelle morbida, quindi non ci vuole cremi per una pelle così, comunque rimane morbida senza cremi. Le persone di natura terra invece hanno una pelle ruvida, quindi non serve niente crema perché rimane ruvida. Questo
Questi sono i denti di natura acqua, gli occhi grandi, come potete vedere, i capelli sono lisci, folte, gote piene, e le labbra sono piccole ma piene. Questo è di natura acqua, potete vedere, no? La terra hanno una taglia grande, robusti, alta statura, peso elevato, difficilmente perdono il peso perché è una struttura fisica massiccia, grandi, le spalle che sono larghe, articolazioni sono grosse, muscolatura abbondante, solida. Sono le persone che sollevano pesi, camionisti, sono grandi, forti e trattano con delle forze fisiche. Hanno la pelle spessa, ruvida, secca, capelli spessi, sono ondulati, di colore castani. Vedete questo di natura terra, anche se ha anche acqua. Vedete come le scimmie anche sono di diverse nature. Questo è fuoco. Le persone di natura fuoco hanno le labbra sottili perché sono criticoni e non piace essere criticati, no? E anche, per quello anche un problema nell'intestino grasso normalmente. Guardate natura aria, il labbro inferiore è più grande del labbro superiore, mentre guardate l'acqua come tutto rotondo, pieno, carino. È la gorilla massiccia, grande di terra, forti, grandi, le ossa grandi. Allora ci rendiamo conto che i gruppi etnici non sono altro che combinazione di elementi, dipende dove sono cresciuti. Allora gli europei hanno fuoco e acqua. Perché hanno fuoco? Perché l'ambiente freddo sempre devono contrastare il freddo mangiando, bevendo caldo. E il caldo è il fuoco. Acqua perché è pieno di acqua e di pioggia. I cinesi sono acqua-terra, che lavorano nel riso, l'acqua e la terra, no? Mentre i giapponesi sono aria e acqua. I giapponesi sono diversi. I giapponesi hanno i zigomi sono più sporgenti. No? E gli africani hanno terra, fuoco, fuoco del caldo, del sole, e terra, sono legate alla terra. Infatti il problema, sempre quelli che hanno terra, normalmente anche hanno un conflitto territoriale, perché per quello l'anima ha scelto nascere in un posto dove c'è questo problema. Aria, acqua sono indiani, dove c'è anche tanta aria, tanta pioggia. Poi c'è medio orientale, che sono misti fra indiani e africani. E noi sappiamo questa informazione. Per esempio, secondo voi, chi è più maschile, il giapponese o il cinese? Il giapponese. Perché? Perché il suo cibo è maschile, è pesce, il pesce è maschile. E il cinese mangia verdura, che è femminile. Quindi nel comportamento il cinese è molto dolce, ride così. Il giapponese e poi mangiano riso molto caldo per dimostrare la loro virilità, no? Per quello hanno frequentemente cancro dell'esofago. Nelle donne non c'è, perché le donne mangiano dopo. Che è più femminile, tedesco o francese? Il francese è più femminile. Cosa mangia? Latte, prodotti lattici, verdura e vino proveniente dalla frutta, che è l'uva, che è femminile. Mentre il tedesco cosa mangia? Carne, salsicce, patate, che cresce in terra, che è maschile, beve birra, che deriva dai semi, che è maschile. Allora capiamo da dove deriva la differenza, non solo nella costituzione fisica, ma anche nel comportamento e nella gestualità. Se prendiamo, queste sono 25 persone che l'hanno catturato nella piazza di Amsterdam e poi fatto la media degli uomini e la media delle donne. Allora possiamo sapere ogni popolo, non importa quanto sono misti, quale la sua faccia media e qual è il suo codice. Questi sono italiani da Firenze, e potete vedere che sono femminili, no? Equilibrati, la donna che ha più acqua dell'uomo,
ma comunque c'è l'acqua. E sono tutti... in questa maniera possiamo vedere ogni popolo qual è la sua faccia. Ad ogni popolo ha una faccia, ogni popolo ha un codice e un comportamento. E allora cominciamo a capire come mai ci sono certi popoli che comportano in certa maniera, che hanno certi conflitti, mentre altri hanno altri conflitti. Di conseguenza guardiamo tutto in maniera più globale, più olistica, e che è tutto connesso con il tutto. E non separiamo più le cose psicologico, spirituale, fisico, tutto è connesso e compenetra uno con l'altro. Quindi se prendiamo per sapere come facciamo il codice, guardiamo la faccia, guardate questa ragazza, capelli lunghi, meno, sopracciglia alte, meno, ha fuoco perché capelli biondi, gli occhi azzurri, più, non ha aria perché il naso non è aquilino e i denti sono regolari, acqua ce l'ha, la pelle morbida, la bocca piccola, le labbra sono piene, non ha terra perché le mascelle non sono grandi, i capelli non sono riccioli, il naso non è largo. Questo è il suo codice, lo segnaliamo con le forze interne, con delle frecce, otteniamo le 3 parti della chiave dell'inconscio e così otteniamo questo, 3 componenti del codice stesso. Ci sono 11 chiavi dell'inconscio e da queste chiavi sono essenziali, importanti per sapere la compatibilità anche sessuale. Quindi se volete sapere di coppia, nel DVD ho messo, nel DVD che c'è un libretto, informazioni per quanto riguarda la compatibilità sessuale, compatibilità sociale fra diverse persone, ma anche l'indice del gemellaggio, cioè quanto ti senti un'anima gemella con un'altra persona. No. Perché più sei compatibile dal punto di vista sessuale, ma anche dal punto di vista del codice e, per esempio, guardiamo un esempio. Guardate questo codice, asta cerchio, cioè asta il suo comportamento è stimolato da cerchio. Con chi può andare bene? Con uno cerchio stimolato dall'asta. Avete capito? La sua sessualità è femminile, la sua sessualità è maschile, esattamente sono compatibili la sessualità e il comportamento, perché questa persona di cerchio, senza sforzare tanto, solamente comportare in maniera normale, è già stimolante per questa persona. Non deve fare sforzo, capire qual è il suo codice, si comporta perché il suo comportamento è già a cerchio. Stimola questa persona che è stimolato dal cerchio e questa persona di asta, il comportamento asta piace a questa persona perché è stimolato dall'asta, capito? Quindi mentre questa persona parla e fa così, fai questo, e questo è contentissimo, perché vorrebbe delle persone forti che lo sanno dirigere per fare le cose. Se non c'è uno così non sa cosa fare. E ci sono tante persone così, capito? E ci sono, vedete, queste sono le chiavi che contengono di natura asta, normalmente vediamo anche sulla faccia e sappiamo che è asta. Queste sappiamo che sono triangolo nel loro comportamento e queste che sono cerchio, che sono equilibrati, che sanno dare consigli. Quindi se guardiamo i 3 componenti della chiave e da questo ricaviamo i 2 segni del temperamento, in questo caso triangolo, cerchio e il temperamento dell'altruista. Questo sono lo stimolatore, la parte inferiore, 9 temperamenti, come potete vedere, ogni temperamento ha un nome, il riformatore, che corrispondono a quelli dell'Enneagramma. Io non avevo nessuna intenzione di, cioè non ho che studiato Enneagramma poi ho adeguato a questo Enneagramma, al contrario, ho visto che c'è una corrispondenza perfetta fra il segnale e con quello dell'Enneagramma, confermando la universalità di questo modello, perché si connette con i Ching cinesi, con l'Enneagramma, con la psicologia, con la spiritualità, con il tutto,
con un modello semplice e va a restituire anche l'astrologia alla fine. Perché se mettiamo la data di nascita, il nome della persona, il nome della sua mamma, otteniamo ancora più informazioni della sua mentalità e della sua intuizione. E per farla più complessa ma non complicata, se prendiamo il codice della persona, per esempio prendiamo il suo codice, meno meno più più, possiamo stabilire in maniera precisa esce fuori che questo è il codice anche del primo chakra, e questo è il suo codice del secondo chakra, e questo è il codice del terzo chakra, e questo è il codice del quarto chakra, e questo è il codice del quinto chakra, e questo è il codice del sesto, e questo è il codice del settimo. Qui così. Ho cambiato questo, questo e questo. E non ci sono più di 7. Non vedete? Scusa, puoi mettere qui... guardate, queste sono le 7. Cosa capisco da questo? Allora già capisco come lei, per esempio, dal punto di vista professionale, conto 1, 2, 3, 4, 5, questo è il numero 5, chakra numero 5 legato alla gola, 5. Allora se guardo il numero 5, vedo che anche il numero 5 lei triangolo, triangolo, triangolo. Questa è la sua chiave nel lavoro. Quindi va bene per lei lavorare con persone, aiutare le persone e appoggiare le persone deboli che hanno bisogno del suo aiuto. Lei è romantica nel lavoro, okay? Una che piace aiutare gli altri. Vogliamo sapere, per esempio, la sua sessualità, come si comporta sessualmente. La sua sessualità, prendiamo il secondo chakra. Il secondo chakra meno meno più, allora esce fuori che lei è triangolo. Questa volta non è più cerchio, perché manca qui la terra. Diventa asta e asta. E allora capiamo che nel suo caso il suo chakra, il secondo chakra, piace degli uomini che sono asta e piace che il suo uomo sia deciso, quello che fa così, astoso. Quindi sappiamo il comportamento di ogni persona nei suoi aspetti della vita, in quello materiale, in quello sessuale, in quello sociale, in quello familiare, professionale, nella direzione del suo destino e in quello legato alla credenza e alla religione che corrisponde al settimo. Allora, nel settimo, per esempio, il suo codice è cerchio, 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 perché ha più meno, più equilibrato. Tutti sono equilibrati. Cosa significa? Che è una persona curiosa che vorrebbe sapere e con la mente aperta verso diverse cose, compreso la religione, la spiritualità, vorrebbe sapere. C'è la curiosità, una ricercatrice. È una ricercatrice di conoscenza nel mondo spirituale.